a questo momento della trasmissione incontriamo un altro grande. Con questa bellissima canzone O Poeta incontriamo, dicevo, un grosso personaggio, Danilo Tortora. Sì, è uno delle voci storiche. Abbiamo ricordato Enzo Parisi nella sua epoca e ricordiamo Danilo Tortora un po' prima, che era insomma quando si cantava senza i microfoni, a voce piena, a voce larga. Si dice che si sentiva addirittura molto lontano la sua voce. Sì, diciamo che i cantanti dell'epoca erano così, non esisteva l'amplificazione e quindi c'era bisogno della forza della voce. Esatto, tra l'altro anche Capo Paranza. Sì, ecco, poi col tempo, giustamente, la mole fisica un po' come la mia, perché siamo... Vi somigliavate quasi. Sì, certo. Benissimo. Però tu non hai bisogno di amplificazione perché la tua voce è bella e estesa da solo e quindi la vogliamo ascoltare? Tu fai troppi complimenti. Esatto, sperando che non vada via nulla, la voce di Tino Simonetti. Prego. Torna una festa, sento tutto il popolo cantare mille canzoni per far ballare sti ciglia per città. Otto sue ciglia, tu datti mano e dici ma perché a mezzanotte tutta sta gente guarda solo a me, perché si bella, si oggi bella, tutte bella, l'occhio la gente dice guarda a te, tu sei la regina e sto bello cuore per balla. Sei la divina e va savanna a te. Disse il poeta che non è forse spalla che sta qua sotto una lata solo una fede ardente poi sa vecchia poesia vecchia canzone tanto tempo fa chi da cantava potrà di manne chi potrà cantare Tanina che cantava sta canzone e con una voce che faceva tremare chi sto Tanina ma con stessa timbre voce da come ne può fare gente sue spalle fare fallire la gente per ospitare e tu non lade sti gente balla da fanno ballare tu non credere capese tanto non puoi immaginare si pesa tanto perché sta gente a me mi fa fumare. Chi studanina, ma con stessa timbre voce,
umane può da fare